Ciao, bentornati nel mio canale. Oggi in questo video tutorial ti faccio vedere come realizzare una creazione veramente carina che è una decorazione per la cameretta dei bambini con quello stile un po' boho chic che ci piace tanto e che tempo fa su Instagram qualcuno mi aveva chiesto se potevo realizzare questo tutorial. A proposito di Instagram, se mi cerchi anche lì mi trovi sempre con lo stesso nome, Agata Chic non impegna. Anzi, ne approfitto per dirvi che se avete delle richieste particolari su dei tutorial che volete io crei per voi, scrivetemelo nei commenti. Oggi in questo tutorial creativo andiamo a realizzare questa decorazione. È un arcobaleno, un rainbow, appunto perché è nello stile boho chic che è tanto di tendenza, tanto di moda adesso. Io ho scelto di utilizzare questi colori e in particolar modo non avevo una corda adatta, ma siccome io riciclo la qualunque, quando vedo cose me le conservo perché so che prima o poi mi serviranno, ditemi che non sono l'unica, avevo una corda anche un po' vecchiotta e ho utilizzato quella giusto per capire un attimino se era fattibile come progetto oppure no, e devo dire che il risultato mi piace molto. L'unica cosa qui alla fine, nonostante io abbia pettinato e srotolato tutto l'intreccio della corda, è venuto con questo effetto molto pecorella. Forse gli do un colpetto di piastra dopo, non lo so. Sicuramente realizzando una corda apposita l'effetto viene decisamente più curato. Dove trovarla la corda per realizzare questo? Te lo lascio nell'info box il link del sito, perché le puoi trovare, le ho viste sul sito BBcraft. Infatti questo tutorial è un tutorial anche in collaborazione col BBcraft, lo store, il negozio, perché io la corda l'avevo ma la trovi là e i colori, questi colori meravigliosi, sono delle matassine di cotone che l'azienda mi ha inviato per una collaborazione, quindi ho scelto queste tonalità che vanno dal ecru al rosa antico, salmone, color malva. Comunque questa gradazione di colori che mi piace veramente tanto, mi dà un senso di accoglienza questo accostamento di colori, non so perché. Comunque sarà sicuramente il primo di una lunga serie, anche se come progetto è veramente facile da realizzare. Ora vedrai subito man mano che lo realizzo che fondamentalmente è abbastanza semplice realizzarlo. La cosa fastidiosa è che appunto arrotolare questo cotone colorato attorno alla corda è un po' non fastidioso, però ci vuole una certa dimestichezza, perché c'erano momenti che io mi ritrovo con le dita così. Quindi questo per dirvi che quando trovate queste creazioni artigianali realizzate a mano, non vi stupite se poi il prezzo magari lì per lì vi sembra eccessivo, perché comunque non andiamo a calcolare il costo di quanto abbiamo speso di materiali, ma del tempo e della manodopera che abbiamo impiegato. Questo perché c'è stata una specie di polemica tempo fa su Instagram per quanto riguarda le creazioni artigianali, che purtroppo non tutti capiscono e apprezzano la qualità. Comunque mi pare che ho detto tutto, sì. Come al solito io mi devo dilungare sempre un po' nelle mie fantastiche intro, ma ti lascio adesso al tutorial. Se la rifai taggami così io riesco a vederla e anche riesco a condividerti nei miei social. Se questo video ti piace, ricordati di iscriverti al mio canale, attivare la campanellina e lasciami anche un segno del tuo passaggio. Anche come collanina, un po' più piccola e carina, sì. Ciao! Allora, per realizzare questo progetto ci occorreranno corda. Io ho trovato questa, ovviamente la riciclerò,
però se voi ne avete un'altra o più sottile magari la potete anche mettere in doppio, considerando che lo spessore di ogni colore dell'arcobaleno verrà grosso quanto lo spessore e diametro della corda, appunto. Poi fil di ferro, quello modellabile, nastro adesivo, una penna o un pennarello, forbici e cotone o lana, dipende cosa vi trovate a casa, cosa avete, con cosa lo volete fare. Io a casa mia in questo momento ho trovato queste matassine molto carine e ho scelto queste nuance, queste tonalità un po' malva, un po' rosa antico, e credo che l'ordine sarà proprio questo che si vede adesso. Servirà anche un'altra cosa che vado a prendere subito, un pettine per capelli. Iniziamo. Per prima cosa metto in figura la mia corda, quindi capisco più o meno che grandezza voglio dare al mio arcobaleno. Allora, adesso la sistemo così, lo sistemo così il mio arcobaleno, cercando più o meno di far combaciare la fine. Poi con un pennarello o la penna segno più o meno dove terminerà il mio arcobaleno colorato. Adesso ricopro questa parte finale, non importa se non sono tutte uguali, con del nastro adesivo, così da evitare che si sfilacci mentre la lavoriamo. Ok, una volta chiuse tutte le punte col nastro adesivo, inizio da questa più grande. Ho tagliato anche un pezzetto di fil di ferro che lo inserirò all'interno in modo tale da potergli dare la forma dopo. Inizio con questo sperando che questo colore, cioè questa matassina di questo colore, mi basti. Allora, procediamo in questo modo. Lascio un piccolo lembo qui in modo tale che poi man mano che lo ricopro, man mano che ricopro la corda, questo automaticamente si trova all'interno e non c'è bisogno di fare nodini o altro. Approssimativamente mi calcolo la metà e inizio ad inserire il fil di ferro, che comunque questo è troppo lungo,
quindi devo accorciare un pochino. Tu stai fermo qui. Mi tolgo un pezzetto e adesso questo lo metto qui e man mano lo ricopro con il mio filo di cotone. Allora, arrivati a metà, io ho fatto un segnetto qui, che cosa faccio? Lascio un cappietto del mio cotone, così, in modo tale da avere poi il gancio per appendere la decorazione. Quindi lascio questo 10 cm e continuo ad arrotolare la mia corda. Ho terminato il lavoro chiudendo con 2 nodini e fissandoli con la colla istantanea. Questo pezzettino di corda misura 42 cm. Questa parte rivestita misura 28 cm. Spero mi sentiate perché attorno a casa mia ci sono un sacco di cantieri aperti in questo momento e stanno lavorando, quindi sentite magari un rumorino in sottofondo. Abbiamo detto la parte rivestita misura 28 cm e per rivestire questa parte ho utilizzato praticamente una matassina. Mi è bastata precisa. Queste in particolar modo sono di BB Craft, le trovate su BB Craft, nell'info box poi vi lascio ovviamente tutti i link. Qui dentro c'è il nostro fil di ferro modellabile che mi permetterà di fare questo e adesso procediamo con gli altri colori. Ci vediamo dopo. E voilà, 1 2 3 4 e 5. Rifiniamo tagliando le estremità. Ok, questo era finito, questo era rifinito pure. Questo ricordatevi di mettere e fissare i nodini della fine con qualche goccia di colla istantanea. Ok, e adesso guarda come viene con il filo modellabile dentro. Qui c'è il nostro cappietto, basta fare così e praticamente l'arcobaleno è quasi pronto. Adesso togliamo tutto lo scotch, il nastro adesivo e sistemiamo questa parte finale.
Ok, a questo punto, una volta pettinato, messo più o meno alla stessa altezza la parte bianca sfilacciata della corda, si può o incollare con la colla a caldo ogni pezzettino di corda, uno qui e due ai laterali per ogni pezzo, oppure si potrebbe anche cucire. Io preferisco di proseguire con la colla a caldo, quindi ne metto un goccino qui e premo, un goccino qui oggi il sole viene e va. Ok. E adesso continuo anche qui i laterali, giusto per tenerlo compatto. Ed ecco fatto, ho terminato con un paio di nodini fissati con la colla istantanea e praticamente, spero mi sentiate perché ci sono i cantieri aperti a casa mia, non a casa mia ma accanto, una corda di questa che misura 42 centimetri. Per rivestire questo pezzettino qui solamente, che misura invece 28 centimetri, ho impiegato un'intera materassina, un'intera matassina da capo.